Sono giorni particolari e siamo costretti a rimanere a casa con la nostra fara, non possiamo uscire, non possiamo fare scorrerie, non possiamo andare a disturbare i vicini bizantini. Però è un buon momento per ricordarsi le vecchie storie. In particolare i nostri vecchi raccontavano una storia un po' particolare riguardo al fatto che in passato non ci chiamassimo Longobardi, già qui. Pare che i nostri antenati, guidati dai due fratelli Ibor e Aion, fossero scesi dalla Scania insieme alla loro madre Gambara e a pochi altri fedeli e si fossero, dopo alcuni momenti, stanziati nel territorio della Scoringia. Qui, però, o quantomeno nelle vicinanze, era presente un altro gruppo, i Vandali, guidati da Ambri e Assi. Come spesso accade, due popolazioni giovani, fatti di guerrieri, arrivarono allo scontro frontale. E in particolare Ambri e Assi, forti del numero, chiesero ai Longobardi di pagare tributi per poter continuare a restare sulla loro terra. Ibor e Aion ovviamente non acconsentirono e decisero, d'accordo con la madre, che sarebbe stato meglio conquistare con la forza dell'acciaio la libertà per il loro popolo. Il problema era il solito. I Longobardi erano giovani, erano valorosi, ma pochi. Un terzo di un'isola già poco popolosa. Allora Ibor e Aion si rivolsero, come Ambri e Assi, al dio Godan, chiedendo la vittoria. Gambara, però, la madre di Ibor e Aion, fece una mossa più astuta, come è tipico delle donne. Domandò direttamente a Freya, la dea Freya, la moglie di Godan, e questa gli disse che il giorno dopo, di fronte alla battaglia, suo marito avrebbe scelto come vincitori i primi che avesse visto in campo. Per risaltare agli occhi del dio, la dea consigliò a Gambara di far vestire da guerrieri anche le donne, di fargli sciogliere le lunghe trecce e legarle sul viso a guisa di barba. Gambara obbedì e Ibor e Aion, pur un po' perplessi, non ebbero nulla da ridire. Il giorno dopo il sole sorse ad est e Godan, svegliandosi, come prima cosa, vide questa enorme e sterminata distesa di guerrieri dalle lunghe barbe e disse, in maniera un po' vetusta, «Chi sono questi lungi barbi?» Freya, che non aspettava altro, gli disse, «Essi ti chiedono la vittoria e tu gli hai appena dato il nome, non puoi negargliela». Così, da allora, i nostri antenati, che fino a quel momento si erano chiamati Vinili, divennero i Longobardi. Al prossimo racconto. Saluti dai Longobardi di Cividale.